Bentrovati al nostro consueto approfondimento del martedì dedicato agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Quest'oggi parliamo di tumore alla prostata perché novembre è il mese dedicato alla salute maschile, quindi focus su prevenzione e cure sempre più avanzate. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti. In studio con me do il benvenuto a Mario Salvatore Mangano, direttore dell'unità operativa complessa di urologia al Cafoncello di Treviso. Buongiorno e ben trovato, buongiorno dottore. A lei. Buongiorno a tutti voi. Do il benvenuto anche al dottor Matteo Ciaccia, dirigente medico della stessa unità operativa complessa di urologia all'ospedale Cafoncello. Ben trovato, dottore. Buongiorno. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, 0422 16 28 332 il numero per intervenire e porre qualche domanda, qualche curiosità ai nostri ospiti. Insomma, vi aspettiamo per potervi dare anche qualche risposta significativa. Parto da lei, dottor Mangano. Abbiamo detto che novembre è il mese dedicato per antonomasia alla salute maschile, quindi perché parlare di prostata? Perché è importante parlare di prevenzione e sensibilizzare a effettuare controlli periodici per questa problematica? Ecco, come le dicevo, grazie innanzitutto per l'invito. Il novembre appunto è un mese molto importante per quanto riguarda il sesso maschile, poiché è dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, in particolar modo sul cancro della prostata e sul tumore dei testicoli. Perché questo termine di Movember? Movember è una crasi, cioè una unione fra il Mo che sta per moustache, questa è diciamo così, una goliardia che è nato per caso, che però ha portato a un'evoluzione, a un movimento che ad oggi è rappresentato da milioni e milioni di persone. Appunto la crasi fra moustache, che significa da baffi dall'inglese, e November, novembre. Questo è stato creato nei primi anni del 2000 in Australia proprio per sensibilizzare l'uomo alle sue patologie oncologiche, cercando di portarla a quella che è la sensibilità che ha la donna verso le proprie patologie. Il primo movimento è stato costituito da una trentina di persone, i quali, per dare un messaggio al mondo, hanno deciso di farsi crescere appunto i baffi per i 30 giorni che costituivano il mese di novembre. Dopodiché è stato tutta un'escalation dove, attraverso i social network, internet, con l'utilizzo anche e l'impiego di star come Will Smith, Brad Pitt, Beckham e così via, l'evoluzione è stata tale appunto che questo movimento ha avuto un'esplosione nel mondo e ad oggi, per fortuna, ci troviamo a parlare di prostata quando più se ne può parlare. Il fine qual è di questi nostri incontri e di questi movimenti? È quello di sensibilizzare appunto l'uomo alla propria storia familiare, perché come vedremo c'è una certa familiarità nel cancro della prostata, allo stile di vita che conduce l'uomo e allo stesso tempo, cosa importantissima, rispettare le cadenze dei propri controlli annuali. Ecco, quindi i baffi come, diciamo, simbolo della prevenzione, strumento per sensibilizzare, perché insomma dobbiamo dirlo, i maschietti insomma sono un po' più restii rispetto alle donne a sottoporsi a controlli periodici, e quindi lo scopo di questo Movember è proprio quello di sensibilizzare e far sì che entri un po' nell'immaginario, ma anche nella nostra insomma, quotidianità, il fatto di stare un po' più attenti e di sottoporsi ai controlli, no? Questo decisamente sì, anche in funzione di quelli che sono il vero peso del problema del cancro della prostata. Diciamo così un po' di numeri. I numeri sono, per quanto riguarda ad esempio l'incidenza annuale in Italia, siamo nell'ordine di 50.000 nuovi casi di cancro alla prostata. Solo nella nostra provincia abbiamo più di 1000 casi. Questo sta a dimostrare come la problematica è molto diffusa e quindi richiede una sensibilizzazione molto spiccata. A questo riguardo però il
tempo ci sta dando ragione grazie a questo tipo di informazione, poiché di recente Fondazione Onda, che è l'organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale della salute della donna e dell'uomo, ha dimostrato come il 100% degli uomini, sia quelli affetti da patologie prostatiche sia quelli invece sani, è a conoscenza e sovviene a tutto ciò che è quello che riguarda il cancro della prostata, sia nell'informazione di questa patologia sia nel rispetto dei controlli che andremo poi a definire. Certo. Senta, a me piace sempre iniziare questi approfondimenti, e lo trovo anche molto utile, con, possiamo chiamarlo così, un piccolo ripasso di anatomia. Ci aiuta a capire un po' meglio la prostata, che funzioni ha, a cosa serve, dove è collocata, perché a un certo punto inizia a non funzionare bene, ecco. Ecco, la prostata è una ghiandola che praticamente risulta essere posta al crocevia dell'apparato urogenitale ed è di fronte alla parete anteriore del retto. È una ghiandola che è sotto l'influsso ormonale, per cui con l'evoluzione, con l'età, biologicamente può subire delle variazioni di volume. Fisiologicamente ha un volume che, per dare un'idea, noi lo definiamo simile a quella della castagna. Progressivamente può avere un'evoluzione appunto nell'aumento del volume e diventare come una grossa castagna, un'albicocca, una prugna, un'arancia e così via. Risulta essere costituito da una parte interna che raffigurativamente come paragone a un'arancia abbiamo la polpa dalla quale origina l'ipertrofia, quindi la patologia benigna della prostata, e poi abbiamo la buccia che è la capsula prostatica, quindi la zona più periferica dalla quale origina il tumore prostatico. Dicevo prima che può subire delle variazioni volumetriche con l'età, e queste poi hanno una manifestazione clinica, poiché il paziente può rivolgersi a un urologo per sintomi urinari che possono essere di tipo ostruttivo, quindi difficoltà a mincere, a espellere tutta l'urina, oppure irritativa, avere la voglia, la necessità di andare a urinare molto frequentemente. Non sono tutte, diciamo così, maligne le patologie che possono colpire la prostata. Abbiamo sentito l'ipertrofia prostatica, invece è una patologia benigna. Assolutamente sì, cioè la patologia per antonomasia maggiormente diffusa a livello della popolazione maschile è appunto l'ipertrofia prostatica, cosiddetta appunto benigna, che è quella a cui il paziente poi si rivolge il più delle volte allo specialista. Poi abbiamo delle patologie che riguardano la calcolosi prostatica, che di per sé non predispongono a quello che è poi l'eventuale patologia a carico della prostata di tipo tumorale. L'ipertrofia predispone un po' allo sviluppo futuro del tumore oppure no, dottore? Assolutamente no, l'ipertrofia appunto è una patologia che interessa la parte più, come dicevo prima, più interna, quindi la polpa di quella che abbiamo definita la prostata come un'arancia, che di per sé non ha assolutamente una sede di tipo neoplastica. Certo. Dottor Ciaccia, abbiamo parlato per far capire quant'è la dimensione del problema, 50.000 nuovi casi in Italia, 1.000 casi soltanto in provincia di Treviso. Quali sono quindi i fattori di rischio che possono predisporre allo sviluppo del tumore alla prostata? Sì, buongiorno a tutti. Allora, il fattore di rischio principale, più importante, è l'età. Lo diceva prima il dottor Mangano, sono state fatte negli anni 90, negli anni 2000 delle serie autoptiche si chiamano, cioè tra tutte le persone decedute è stata esaminata la prostata, quindi milioni di casi, e si è visto, qualsiasi condizione avessero questi pazienti, se albergavano o meno un tumore della prostata. Il fattore più importante è appunto l'età, si è visto che sotto i 30 anni lo albergano meno del 5% delle persone, sopra gli 80 anni tra il 50 e il 70% delle persone hanno un tumore della prostata.
tra i 40 e i 70-80 anni, poi c'è una crescita armonica nel rischio di avere un tumore della prostata. Ecco perché poi quando si parlerà di prevenzione si parlerà di un limite di 50 anni o di 45-50 anni per cominciare a fare degli accertamenti. Altro fattore di rischio importante è la genetica intesa sia come presenza del gene BRCA2, che è quello che nelle donne si fa per il rischio di tumore alla mammella. Si è visto che i pazienti maschi che sono affetti da tumore della mammella o che hanno positività a questo BRCA hanno un rischio maggiore di avere un tumore della prostata. Altro fattore di rischio è la familiarità. Se si hanno 3 parenti nella stessa linea genetica affetti da carcinoma della prostata, si ha 7 volte in più la possibilità di avere un tumore della prostata rispetto a chi non ce li ha. Questi in realtà sono tutti fattori che noi non possiamo controllare, sono fattori che ci vengono dati alla nascita, anzi un altro fattore molto importante è l'etnia. L'etnia africana è quella che è più a rischio di sviluppare un tumore della prostata. Però poi possiamo andare a vedere sui fattori su cui si può un attimo incidere, che non sono molti, ma si può un attimo stare attenti. Appunto parlavo dell'etnia africana, si è visto che però l'etnia africana che ha un'alta possibilità di sviluppare un tumore della prostata, se si sposta negli Stati Uniti, gli afroamericani hanno un rischio ancora superiore. E si è visto inoltre che i giapponesi, etnia a minor rischio di tumore prostatico, i giapponesi trasferitisi negli Stati Uniti hanno lo stesso rischio di avere un tumore della prostata di un cittadino statunitense. Quindi c'è un aspetto del tipo di vita e del modo di vivere, di mangiare, di comportarsi. Si è visto che il tumore della prostata è più presente nei pazienti obesi rispetto ai pazienti non obesi o nei pazienti con sindromi metaboliche rispetto a quelli che non ce l'hanno. Dal punto di vista della dieta, un eccessivo introito di proteine e di carni può favorire lo sviluppo di neoplasia prostatica. In realtà però non è che ci siano delle diete particolari da dire fatele per evitare che vi venga un tumore della prostata. Sono ancora solo delle abitudini voluttuarie. Anche l'alcol, ad esempio, un'eccessiva assunzione di alcol può favorire l'insorgenza di tumore della prostata, ma si è visto che anche chi non assume per nulla alcol ha un rischio più alto di chi lo assume con moderazione e il tumore della prostata. Fumo di sigarette ovviamente, come con tutte le neoplasie, è un rischio eccessivo, la vita sedentaria comunque rappresenta un fattore di rischio, però come avete visto questi fattori, chiamiamoli voluttuari, sono abbastanza generici, non abbiamo a disposizione grosse armi per dire posso prevenirlo, però abbiamo a disposizione, ne parleremo, armi per fare una diagnosi precoce, per venire curati prima. Insomma. Li riassumiamo in stili di vita poco sani, diciamo così, sui quali si ha un margine di miglioramento? Sì, un pochino di margine c'è. Lo stile di vita sano fa bene perché si può prevenire neoplasie di tutti i tipi al tumore della prostata, perché uno stile di vita sano fa bene in qualsiasi caso. Insomma. E visto che ci siamo, iniziamo a parlare anche di prevenzione. Che cosa può fare un uomo per limitare l'insorgenza del tumore alla prostata? Quali armi abbiamo a disposizione? Allora, come dicevo, limitare l'insorgenza è difficile. La cosa più importante è sapere se c'è un tumore della prostata e cominciare a curarlo. E per cui c'è la prevenzione è la cosa più importante. Prevenzione non nel senso di prevenire l'insorgenza, ma appunto del trattamento precoce. E qui ci dobbiamo rifare i fattori di rischio, quindi una prima visita dall'urologo nei pazienti che non hanno i fattori di rischio dell'etnia, della genetica, dell'obesità, della familiarità va fatta ai 50 anni. I pazienti invece che hanno più possibilità di svilupparlo, quindi pazienti appunto con quei fattori di rischio di cui si parlava, conviene che facciano un PSA già a 45 anni. Quindi la cosa più importante appunto è la prima visita urologica, che sia tra i 45 per quelli con fattori di rischio o a 50 per quelli senza fattori di rischio, va fatta. Durante questa visita urologica sarà importante valutare il PSA, parleremo di che cos'è questo PSA, e l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale è un esame che consente all'urologo di avere un'idea sulle dimensioni e sulla consistenza della prostata. La consistenza della prostata ci può far capire se è una prostata da approfondire con altri accertamenti o da rimandare di 1 anno o 2 a visite poi di controllo, e lo stesso i valori del PSA, insomma, ecco.
Dottor Mangano, io credo che questo sia un punto focale e cruciale, l'età della prima visita dall'urologo, come per noi donne l'età della prima mammografia, della prima ecografia al seno. Su questo dobbiamo ancora lavorare, io credo molto. Beh, non per nulla siamo qui riuniti stamattina e non per nulla vengono fatte tutte le campagne di sensibilizzazione riguardo la prevenzione. Sicuramente, come diceva il dottor Ciancia, quello che noi auspichiamo e che consigliamo al paziente che ha una familiarità per tumore della prostata, già dai 45 anni in su è necessario che si rivolga o all'urologo in questione o anche al suo medico di medicina generale. Mentre per la popolazione maschile che non abbia nessun tipo di familiarità, dopo i 50 anni noi consigliamo appunto la visita urologica con l'esplorazione retale e nonché il dosaggio di questa proteina prodotta dalle cellule della ghiandola prostatica, cioè il PSA, l'antigene specifico prostatico. Questo lo consigliamo inizialmente per i primi 2 anni in maniera sequenziale, poi dopodiché nel paziente appunto che non abbia nessun tipo di familiarità può essere consigliata la visita ogni 2-3 anni. Notate una maggiore sensibilità nell'avvicinarsi appunto quando è l'età giusta alla prima visita urologica, oppure c'è ancora un po' di retrosia, fa ancora un po' paura? No, diciamo che oramai siamo veramente a un punto di svolta e di quasi una sensibilizzazione al problema paragonabile a quello della prevenzione che fa la donna. Tanto è vero, come dicevo prima, Fondazione Onda ha emesso questo tipo di risultato dove il 100% degli uomini è a conoscenza di questo rischio che corre, vista l'altissima incidenza, per cui i nostri ambulatori sono, non dico affollati, ma sicuramente vengono occupati da persone, da uomini già all'età di 50 anni. E questo è un dato sicuramente positivo, sì. chiaramente. Non si vede più come una volta, come 30 anni fa, il paziente etichettato come prostatico era esclusivamente l'80enne. Questo è un tabù che di sicuro oggigiorno è caduto. Ed è, a mio modo di vedere, anche a favore delle donne, cioè nel senso grazie alle donne che portano i propri molto spesso mariti, sì, sono le mogli che accompagnano il marito. Questo è sicuramente fondamentale. A volte rispondono loro per lui. Però devo dire che adesso l'uomo di per sé da solo comincia a essere autonomo in questo tipo di prevenzione. Chiaramente si parla di salute e quindi il focus deve essere fondamentale. Abbiamo forse una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Io sono la signora Mettarelli di Meolo. Buongiorno signora, prego. Niente, io ho mio marito che ha 76 anni. Sì. Finora non ha mai avuto problemi alla prostata. Dunque, La sentiamo, prego signora. Ecco, allora il PSA è sempre risultato giusto, non ha mai avuto problemi. Ho parlato col mio medico per sapere se era necessaria una visita dall'urologo. Ha detto se non ha niente, se non c'è familiarità, non serve la visita. Allora volevo sentire un vostro parere se va bene o no questa cosa. Grazie signora, ha bisogno di qualche informazione in più? Beh, sicuramente No, sì. vi ringrazio perché... No. Prego, prego. Ecco, no, sicuramente il medico di medicina generale, il consiglio è decisamente positivo, ma non completo, nel senso che la valutazione urologica con il mezzo rappresentato dall'esplorazione rettale è fondamentale, perché molte volte anche con un PSA di 1 su 4 il valore massimo,
può definire il sospetto di un tumore della prostata. Questo perché? Perché si vanno ad esaminare quei parametri che il dottor Ciaccia prima diceva, e cioè la consistenza della prostata, i margini della prostata e nonché lo stesso volume. Per cui ecco, è fondamentale associare, se non è stato mai fatto, al dosaggio del PSA anche la visita urologica con l'esplorazione retale annessa. Ogni quanto? Così diamo Allora, anche come dicevo prima, i primi 2-3 anni annualmente direi di consigliarlo, dopodiché le valutazioni successive possono essere ogni 2-3 anni facendo il PSA annualmente. Certo. Dottor Ciaccia, come dimostrazione ha chiamato una moglie, no? È interessata alla salute del marito. Abbiamo sentito parlare di PSA, la signora ha anche detto il PSA di mio marito è giusto. Cosa vuol dire giusto e che valore ci dà il PSA? Allora sì, il PSA è una proteina, un enzima che viene secreto dalle ghiandole della prostata e ha la funzione di liquefare il coagulo spermatico, no? E quindi viene normalmente prodotto all'interno della prostata ed esce con lo sperma, quindi i valori del PSA nel sangue sono bassi. Basso vuol dire normalmente ci sono degli intervalli di confidenza tra 0 e 4 nanogrammi, quindi pochissimo per millilitro. Quando comincia a salire bisogna un attimo rizzare le orecchie. Comincia a salire perché? Perché le cellule prostatiche possono ammalarsi, possono invertire la loro polarità e buttare questa proteina invece che all'interno della ghiandola stessa nel circolo sanguigno. Quindi si alza il valore del PSA e si ha un sentore che qualcosa possa non andare nella prostata. La interrompo per dare spazio alla pubblicità, anzi Grazie. alla telefonata da casa, però poi ci torniamo perché vorrei anche capire qual è il valore che ci può mettere in allarme. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Niente, buongiorno. Buongiorno, prego. No, io avevo il PSA molto, molto alto, poi sono andato da un urologo e mi ha dato da fare delle punture ogni 3 mesi, si chiama, Enantone. Ok. E poi praticamente il PSA adesso ce l'ho a 1. Quindi si è abbassato. Sì. Voleva chiedere qualcosa in particolare? Voleva capire un po'? No, volevo capire soltanto se il PSA in queste condizioni sono un po' in salvaguardia dal tumore alla prostata. Giriamo la sua domanda allora ai medici. Grazie per la sua telefonata, grazie davvero. Chi vuole rispondere con le poche chiaramente informazioni che abbiamo? Allora, Prego, dottore. credo che l'urologo che ha prescritto l'enantone, che è un farmaco ormonale a questo paziente, avesse il sentore che qualche cosa non andasse nella sua prostata, per cui gli ha dato questo enantone per fare in modo che non progredisse. Okay? E adesso che si sta abbassando dovrà tenere sotto controllo l'abbassamento del PSA per un po' di tempo e per capire se questa malattia non va avanti, insomma non si spegne. Non lo so in che termini gli abbia parlato l'urologo. Io spero che appunto chi lo segue abbia fatto anche un esame istologico, perché di solito la diagnosi è sempre istologica. Sarebbe stato utile chiedere al signore che ha telefonato se ha fatto una istologia, quindi una biopsia della prostata. Perché... Forse lo sentiamo ancora in linea. Ci sente? Sì, volevo soltanto ringraziarvi. Ecco, ma il dottore le chiede se le è stato prescritto un esame istologico. Sì, l'avevo fatto, ma non mi hanno ritenuto opportuno che ogni tanto procedere. Va bene. Va bene, comunque ecco, Il consiglio insomma finale bisognerebbe completare. È chiaro che a me arriva il paziente con un PSA di 80, è chiaro che poi nel momento in cui faccio la manovra dell'esplorazione retale trovo quei parametri a cui facevo riferimento prima, i margini bernocoluti, consistenza durissima,
posso partire già perché ho il sentore che la prostata sia sede di un tumore anche localmente avanzato, però di solito anche per una questione medico-legale, perché il farmaco a cui faceva riferimento il signore non è scevro da effetti collaterali, anche a livello medico-legale è necessario fare un esame istologico, quindi una biopsia della prostata. Ecco, dottor Ciaccia, cosa significa un PSA alto? Qual è il valore che un po' deve accendere un allarme? Allora, generalmente si tiene conto del 4 nanogrammi per millilitro che fa accendere questa lampadina. Chiaramente se il PSA in un 45enne che ha familiarità è anche superiore ai 3, deve farci un attimo accendere questa lampadina e farci fare la visita. Il PSA poi ha una zona che noi definiamo grigia, tra i 4 e i 10, in cui ci può essere un tumore della prostata, ci può essere un'ipertrofia prostatica, ci può essere un'infiammazione della prostata, perché l'infiammazione della prostata fa aumentare il valore di PSA, per cui comunque il PSA va sempre affiancata alla visita urologica e l'esplorazione rettale. Comunque sopra i 4 bisogna stare attenti, ci sono degli altri parametri che poi ci fanno capire, cioè il PSA viene affiancato ad un parametro che si chiama ratio, cioè frazione libera su frazione totale del PSA, che se inferiore ad una certa percentuale ci deve spingere a fare degli approfondimenti ulteriori. Quindi sopra i 4 valutazione urologica, in base a determinati parametri l'urologo deciderà se procedere ad un accertamento appunto istologico, cioè la biopsia della prostata. Se il PSA è superiore ai 10, a volte si può anche pensare, e con un'esplorazione rettale sospetta, si può pensare di fare direttamente, su suggerimento dell'urologo, la biopsia prostatica. Ma un PSA alto, volevo capire questo, significa sempre necessariamente tumore alla prostata? Assolutamente no. Il PSA appunto è un marcatore tessuto specifico. Ci dice quanto tessuto c'è. Nelle voluminose ipertrofie prostatiche il PSA è sicuramente elevato. Nella prostatite è sicuramente elevato, è elevato nella neoplasia della prostata, è elevato anche l'utilizzo di biciclette o di altre cose, può lievemente alterare il PSA. Nessun urologo con senno vi dirà di non andare in bicicletta perché fa meglio andare in bici che avere il PSA un po' alto e poi controllarlo. E quindi ci sono tante condizioni non patologiche, non neoplastiche, che possono alterare il PSA. Ecco perché abbiamo a disposizione la visita urologica, abbiamo a disposizione i derivati del PSA e ultimamente è venuta fuori anche la risonanza magnetica della prostata, che può aiutarci nel capire come indirizzarci nella diagnosi del paziente. Certo. Prego, dottore. Sì, solo una piccola aggiunta, è una raccomandazione allorquando si decide di fare il dosaggio del PSA. Ecco, una raccomandazione: non avere rapporti la sera prima e magari i primi 2 giorni al dosaggio non andare in bicicletta, quello sì. Cioè, quindi evitare ogni tipo di sollecitazione meccanica che potrebbe indurre alle ghiandole prostatiche di produrre più PSA e quindi dare dei cosiddetti falsi positivi. Chiaro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo in diretta. Vi aspettiamo tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, approfondimento dedicato alla salute, tema di quest'oggi il tumore alla prostata, perché il mese di novembre è quello dedicato alla salute maschile. Abbiamo subito una telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Signora, io ho sempre un problema, che ho la prostata, che i valori sono da 9 a 12, 13 insomma. Praticamente ho già fatto 2 biopsie e hanno trovato tutto sempre negativo, è una prostata piuttosto ingrossata e adesso ultimamente devo avere il controllo a dicembre, ai primi di gennaio. Mi capita durante il giorno di fare la pipì più volte, nel giro di un'ora massimo devo fare la pipì, insomma. Quando rimango seduto, lo stesso, se rimango seduto un quarto d'ora, 20 minuti, devo andare a fare la pipì. Vorrei sapere se gentilmente c'era qualcosa da suggerire, insomma. Grazie, avete bisogno di fare una domanda in più, di chiedere qualcosa? No, in
più, no. Allora, intanto il PSA alto, come dicevamo, può essere dovuto a aumento volumetrico della prostata o di infiammazione della prostata, che possono essere anche le condizioni, quindi non le patologie ma le condizioni che danno questa sintomatologia che lui riferisce. Ha già fatto 2 biopsie, il PSA sarà sempre controllato perché a noi piace controllarlo il PSA. Adesso più che il valore singolo si valuterà la cinetica del PSA, cioè se il PSA resta su valori stabili o stazionari non si ha grosso sospetto di tumore della prostata. Se invece tende a salire più velocemente la PSA velocity, allora si dovrà o fare una risonanza o ripetere le biopsie, poi in questo caso si vedrà. Dal punto di vista della sintomatologia, una chiara sintomatologia di ipertrofia prostatica che può essere trattata sia con terapia medica, e se non è sufficiente la terapia medica, nell'ipertrofia prostatica esiste la terapia chirurgica di resezione, ablazione, termoablazione della prostata per dare una sintomatologia migliorativa al paziente. Voleva aggiungere qualcosa, dottore? Ma immagino che questo caso sia stato ampiamente studiato, perché 2 biopsie credo con esito negativo, credo che abbia fatto anche delle risonanze dove hanno escluso focolai o zone sospette per tumore alla prostata. Credo che appunto il valore sia essenzialmente dovuto all'ipertrofia prostatica benigna, quindi a quella massa che compone la prostata, che è la polpa di quella famosa arancia, certo, che cui abbiamo fatto riferimento all'inizio del nostro incontro. Chiaro, fondamentale insomma che però il nostro telespettatore continui a essere monitorato, no, nel decisamente tempo. Sì. Dottor Ciaccia, i sintomi della prostata quali sono? Spesso non sono evidenti e sta in questo l'insidiosità di questa patologia? Sì, i sintomi del tumore della prostata non sono evidenti, chiaramente i sintomi dell'ipertrofia prostatica sono quelli della frequenza, dell'urgenza menzionale, ma invece il tumore della prostata non ha sintomi, oppure si deve dire che ha i sintomi quando è veramente avanzato, e allora quando è avanzato dai sintomi locali di blocco della minzione, di dolore nello scavo pelvico, anche di disfunzione erettile, oppure i sintomi di metastasi a distanza, i dolori ossei, le difficoltà respiratorie, l'insufficienza epatica e tutto. Per cui dal punto di vista della sintomatologia nel paziente che vuole fare prevenzione di tumore della prostata non c'è nessuna sintomatologia. C'è solo appunto l'importanza degli esami di prevenzione. Certo. Altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Senta, io 2 anni fa sono stato operato alla prostata a Castelfranco, Veneto, perché hanno un selice e mi avevano dato 1 anno di tempo. Quindi vabbè. E il medico che mi ha operato mi aveva assicurato, ascolti bene, assicurato che io potevo avere ancora rapporti con mia moglie, non c'era problemi, solo che non potevo più eiaculare. Non è stato vero, io adesso per riuscire ad avere un qualche rapporto con mia moglie devo prendere medicinali, devo prendere qualche cosa perché sennò non... Ecco, tutto qua, volevo sapere questo, se cioè non capisco il perché mi aveva assicurato, le ripeto, assicurato che non c'erano difficoltà ad avere rapporti, e invece non è stato vero. Tutto qua. Io adesso sì, è stato operato di tumore, chiedono i dottori? Sì. Tumore alla prostata. Alla prostata, sì. Grazie per la sua telefonata. Ha un po' anticipato anche un tema di cui avremmo parlato, perché 2 complicanze post-chirurgiche sono proprio quello che queste. le posso dire è un po' presunzione, e assicurare al paziente una attività erettile post prostatectomia radicale al 100%. Le posso garantire che se lei viene nel nostro reparto a farsi operare, noi le diciamo che dal 25 al 75% lei ha la possibilità di perdere l'attività erettile, per cui dare l'informazione, non so se è stata data in questi termini, ma l'informazione non è del tutto esatta, perché l'eiaculazione va bene, quella si perde,
perché vengono tolte anche le vescichette seminali, ma allo stesso tempo, siccome al ridosso della capsula prostatica, quindi della superficie più esterna della prostata, scorrono i nervi e i vasi sanguigni deputati all'erezione, questi nel 25-75% dei casi, come le dicevo prima, possono essere danneggiati. Poi magari dopo ci può essere una terapia di supporto, però partire assolutamente no. Esiste un trattamento per insomma, sopperire a questa complicanza, a questa conseguenza chirurgica? Esiste sì, perché andiamo ad agire farmacologicamente con gli inibitori della 5-fosfodiesterasi, che è un tipo di enzima che praticamente determinano un maggiore flusso sanguigno al pene, quindi che sono responsabili appunto del fenomeno dell'erezione. Attualmente ci sono, prima è stata l'evoluzione delle compresse, della cosiddetta pastiglia verde. Adesso abbiamo dei film orodispersibili sublinguali che non sono altro dei foglietti ultra sottili di materiale polimerico delle dimensioni di un francobollo che vengono messi sulla lingua. Questi a contatto con la saliva nel giro di una decina di secondi si sciolgono e liberano il farmaco, il principio attivo che determina una miglior irrorazione del flusso appunto sanguigno del pene. Certo. Alternativamente a questo, di recente sono usciti anche dei farmaci con lo stesso principio chimico che sotto forma di spray orale, che non sono altro come gli spray quando si dà per il mal di gola. Andando poi, superando la farmacoterapia per via orale, abbiamo delle possibilità di indurre l'erezione mediante delle punture intracavernose, quindi all'interno del pene, di cosiddette prostaglandine, per arrivare alla fine a quello che è la protesi peniena vera e propria. Facendo un passo indietro, dottore, dinanzi a una diagnosi di tumore alla prostata, qual è l'approccio terapeutico? Vorrei anche che ci parlasse un po' anche delle tecniche chirurgiche mini-invasive e insomma anche brevemente anche della robotica, perché davvero si stanno facendo passi in avanti importanti. Allora, brevemente, perché immagino che il tempo è tiranno, gli argomenti sono molti. Allora, l'approccio terapeutico è completamente cambiato. Io sono qui a Treviso, faccio questo lavoro da 35 anni, mi ricordo che bastava una piccola cellulina aspirata dalla prostata per fare la prostatectomia radicale. Oggigiorno invece le condizioni sono cambiate in funzione dell'età del paziente, del grado di malattia e dell'alterazione della malattia stessa. Mi spiego meglio, cioè il paziente con età avanzata, un paziente oltre di età 80 anni, 75-80 anni, con delle comorbilità, praticamente si fa un trattamento determinata dalla cosiddetta vigile attesa, cioè si aspettano in certo qual modo i sintomi, a quel punto il paziente viene trattato per lo più con terapia ormonale. Nei pazienti giovani invece che hanno un grado di alterazione biologica del tumore mediamente basso, con limitati focolai di prelievi bioptici bassi, cioè nell'ordine di 2-3 siti e focus neoplastici all'interno della ghiandola. Come oggi si propone la cosiddetta sorveglianza attiva e si tratta il paziente fin quanto la malattia diventi significativamente clinica. In cosa consiste la sorveglianza attiva? Consiste nel sottoporre il paziente annualmente a dosaggi di PSA, alla visita urologica, alla risonanza magnetica e alla biopsia prostatica. Nella invece terapia attiva, quando invece decidiamo di fare l'intervento chirurgico, al paziente proponiamo l'intervento radicale che consiste nell'asportazione della prostata, delle vescichette seminali e dei linfonodi iliaci, cioè dei linfonodi vicino alla stessa ghiandola prostatica.
In che modo facciamo questa terapia attiva? Oramai la procedura è quella chirurgica, è passato ed è tanto lontano il tempo del bisturi per quanto riguarda questo tipo di approccio. Oramai sono da 20 anni che nei centri più all'avanguardia non si usa più il bisturi, ma si usa esclusivamente l'approccio robotico. Noi a Treviso abbiamo da circa 15 anni il robot Da Vinci di ultima generazione che permette di fare l'intervento in maniera mini-invasiva. In cosa consiste questa mini-invasività? In una ripresa decisamente rapida dal post-operatorio, dai dolori, dalle perdite ematiche durante l'intervento, da una visione del campo operatorio 15-20 volte l'occhio umano e dalla visione tridimensionale. Voi capite che questo ci permette di rispettare tutte le strutture vicino alla ghiandola e ridurre quanto più possibile quelle due complicanze di cui poi il paziente se ne fa portatore, e cioè l'incontinenza urinaria pressoché da sforzo e il deficit erettile, cioè l'impotenza erettile. Ecco, insomma lei ci ha fatto una panoramica, sarebbe interessante poter spendere qualche parola anche sull'uso dell'intelligenza artificiale che in quest'era si sta espandendo e sta crescendo sempre di più, probabilmente in medicina, anche nella cura di questa patologia del tumore alla prostata, un giorno chissà potrebbe diventare l'intelligenza artificiale è un po' ancora la sua applicazione non è così ben all'avanguardia. Sicuramente attraverso forme di intelligenza artificiale noi stiamo riuscendo ad avere ad esempio una caratterizzazione topografica di quelli che sono tutta la vascolarizzazione dei tessuti, e questo mi riferisco non esclusivamente alla ghiandola prostatica ma al rene, dove quando dobbiamo fare degli interventi conservativi, quindi di togliere solo la parte malata del rene, ecco, attraverso tutte queste nuove sperimentazioni noi riusciamo ad avere proprio la mappa dei vasi sanguigni e quindi il rispetto dei vasi, tanto da prevenire sanguinamenti importanti. Sicuramente lo sviluppo futuro di questo ci regalerà qualche miglioria. Sì, al momento credo che l'intelligenza artificiale ci possa aiutare con algoritmi diagnostici, cioè nella fase diagnostica, immettendo dei parametri di PSA, di esplorazione rettale, di grandezza della ghiandola, ci è in grado di dare una percentuale di poter trovare una neoplasia e magari ci può anche dire dove andare a cercarla, in che sede della prostata. Al momento questo è quello. Un domani chissà. Sì. Dottore, come viene controllato, come viene monitorato il paziente che appunto è sottoposto a terapia con l'intento di curare il tumore alla prostata? Come viene controllato? I nostri pazienti, dopo che fanno una prostatectomia radicale, sono in carico nostro, sono nostri assistiti e noi li controlliamo in questo modo. La prima visita è una visita entro il primo mese sostanzialmente, ed è una visita volta a valutare come sta andando, com'è il processo post-chirurgico, quindi come sta il paziente, e gli si comunica l'esito dell'esame istologico, perché quando viene tolta la prostata si fa esaminare e in base all'esito dell'esame istologico gli si dice che tipo di programma ci sarà. E qui torna ovviamente in auge il nostro amato PSA, e qui è forse ancora più importante nella fase diagnostica, perché se l'intento è stato curativo, la prostata è stata tolta e non ci sono residui di malattie in giro, nel giro di 2 mesi il PSA si azzera, non ci sono più tessuti che secerano PSA. Se invece il PSA non si azzera vuol dire che la malattia al momento dell'intervento era già una malattia più avanzata e si dovrà poi pensare ad altro tipo di terapia. Sostanzialmente noi con il PSA vedremo appunto i primi 2 mesi il paziente, poi ogni 6 mesi per i primi 3-4 anni, poi anche una volta all'anno. Il PSA e l'esplorazione rettale che ci dice se localmente è cresciuto qualcosa sono i 2 esami più importanti. Diciamo che noi ci aggiungiamo a volte anche degli esami radiologici, ma dalle nostre linee guida europee o internazionali è il PSA che deve dettarci l'obbligo di fare qualche accertamento in più. Cioè un PSA che resta azzerato, un'esplorazione che resta negativa, ci fa capire che il paziente è libero da malattia, l'abbiamo trattato e curato bene ed è a posto. Chiaro. Diamo spazio all'ultima telefonata di quest'oggi. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi?
Buongiorno a lei, mi chiamo Rioda Livio. Buongiorno, prego. Vorrei poter intervenire perché io 23 anni fa sono stato operato a Mestre dal professor Borghesan in brachiterapia. Avevo un tumore di 2 mm quadrati alla prostata. Però in questi giorni qua, infatti, tanto è vero che il lunedì mattina devono fare un altro piccolo intervento. Cioè io mi sento un po' insicuro in queste cose. Potete darmi poi almeno una piccola spiegazione? Posso chiederle quanti anni ha? 78. Complimenti. Cosa possiamo rispondere con quelle poche informazioni che abbiamo, dottor Mangano? Ma la brachiterapia è una procedura che viene fatta e consiste in inseminare una moltitudine di semi radioattivi che hanno la funzione di rilasciare lentamente radiazioni. L'utilizzo è stato decisamente limitato perché nel momento in cui il paziente con buone comorbidità di età giovanile è un paziente sicuramente da candidare alla chirurgia più che a una terapia di questo tipo. Diciamo che da noi a Treviso e anche nella scuola nostra padovana così la brachiterapia non ha mai trovato una collocazione come prima indicazione. Sicuramente in pazienti con comorbilità importanti, ecco, però il paziente avrebbe avuto oggi 78, non l'avrebbe dovuto avere all'epoca, ma a 50 e rotti anni sarebbe stato un paziente sicuramente da candidare a una prostatectomia radicale, che già all'epoca si poteva fare in maniera mini-invasiva, cioè con la laparoscopia, perché le tappe che sono seguite è stata il bisturi, la laparoscopia e poi il robot. Ecco, noi abbiamo fatto questo approfondimento di oggi proprio perché, appunto, come abbiamo ripetuto più volte, novembre è il mese dedicato alla salute maschile, quindi il focus deve essere necessariamente quello sulla prevenzione, ma anche perché vogliamo parlare di un'eccellenza che è quella dell'urologia dell'ospedale di Treviso ed è stata proprio riconosciuta un reparto di qualità, un'eccellenza italiana e questo è un orgoglio importante, dottor Mangano. Beh, sicuramente ci ha riempito di tanto orgoglio, come lei dice giustamente, perché già nel novembre dello scorso anno Fondazione Onda, che appunto è l'osservatorio nazionale più importante della salute dell'uomo e della donna, ha valutato il percorso che il paziente faceva per affrontare le complicanze legate all'intervento chirurgico di prostatectomia radicale, e cioè quello dell'incontinenza urinaria e quello della disfunzione erettile. Ha valutato dei parametri riguardanti il modo in cui veniva seguito il paziente, la multidisciplinarietà, quindi non diventa più poi un discorso solo di un reparto di urologia, ma dell'intero ospedale e quindi della fisioterapia, della radioterapia, della radiologia, dell'anatomia patologica, dell'oncologia, di tutti, e quindi ha definito su innumerevoli proposte di valutazione, ci ha posto come best practice del 2023, quindi un riconoscimento di una ottima procedura di controllo post-operatorio del paziente. In più, come fiore all'occhiello, ce lo portiamo sinceramente in primavera di questo anno, un istituto tedesco di qualità e finanza ci ha posto nella valutazione di 1377 strutture di cura, sia pubbliche che di case di cura accreditate, come in quelli di migliore valutazione, migliore come reparto di eccellenza all'interno quindi poi di un ospedale di eccellenza 2024. In che modo? Andando a prendere tutti i dati pubblici che vengono inseriti nel cosiddetto Piano Nazionale Esiti della Genas di Roma, quindi sono è l'insieme dell'attività chirurgica oncologica che un reparto esegue annualmente,
con la valutazione di un questionario somministrato ai vari reparti, dove venivano presi in esame i servizi che venivano offerti al paziente, il trattamento medico e le iniziative di qualità. Noi in tutti questi parametri abbiamo preso il massimo delle valutazioni, che sono state poi a loro volta pubblicati sui maggiori quotidiani nazionali. Un doppio orgoglio, insomma. Siamo davvero in chiusura. Vorrei chiudere con lei, dottor Ciaccia, per ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa l'importanza di sottoporsi agli screening, a partire da età e con quale frequenza? Allora, l'età è 50 anni, fulcro della partenza dello screening. Come diceva il dottor Mangano, i primi 2 o 3 anni una volta l'anno, poi se le cose sono più tranquille si può anche aspettare 2 anni. Pazienti o persone, non sono ancora pazienti, con fattori di rischio, cioè familiarità, etnia particolare, genetica particolare, come avevamo parlato, devono cominciare la valutazione del proprio PSA, la visita urologica, a 45 anni. Chiaro, insomma non avere timore di sottoporsi a una piccola visita urologica. Grazie al dottor Mario Salvatore Mangano, direttore dell'unità operativa di urologia del Cafoncello, grazie davvero dottore, e al dottor Matteo Ciaccia, dirigente medico della stessa unità operativa all'ospedale di Treviso. Grazie a voi di averci seguito da casa, da Alessandro Granziera e Fabio Faliero in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.